da Klausiet, paese collocato nelle prealpi friulane. Perché venire? Credo che bisogni andare indietro nella storia per capire uno dei motivi per cui venire. Qui ci sono tracce del Neanderthal e del Sapiens che risalgono a 40-45 mila anni fa, quindi credo che se le frequentazioni in queste zone sono cominciate così da lontano, qualche buon motivo deve veramente esserci. Dovete prepararvi a venire lentamente, perché questo è un paese che va vissuto, va visto, va percepito. Qui bisogna usare tutti i sensi. Dovete lasciarmi andare, dovete correre piano nel tempo, perché qui il tempo è andato sempre lento. Ha scavato una forra, l'acqua passando ha dato origine a delle grotte che meritano viste, grotte in cui ci sono appunto le tracce di cui vi stavo parlando, cioè di uomini che risalgono a 40-45 mila anni fa. C'è il cimitero di guerra, l'unico della provincia di Pordenone, risalente appunto alla Prima Guerra Mondiale, la battaglia di Pradis, c'è il sentiero della battaglia visitabile, più c'è la possibilità appunto di rendere omaggio alle salme sia degli austro-ungarici che degli italiani che sono raccolti nello stesso cimitero, quindi in un atto di pace e di pietas notevolissimo. C'è testimonianza della Seconda Guerra Mondiale, laddove a me piace ricordare che questo paese ha vissuto anche un rastrellamento con i giovani che ancora c'erano il 22 maggio del 1944 durante la festa del Perdon, festa che caratterizza proprio questo paese, sono stati deportati perché i nazifascisti hanno circondato la chiesa e tutti gli uomini abili sono stati deportati in Germania e Polonia. Non tutti sono tornati. E questa è una cosa che un po' mi commuove, un po' credo sia doverosa nel passare da San Giacomo sul sagrato, rendere omaggio al preziosissimo sangue di cui c'è una delle 5 testimonianze presenti nel mondo, ed è stata importante perché è uno dei pochi santuari che è autorizzato dalla Chiesa Cattolica per gli esorcismi. Ne è testimonianza anche il famoso padre Amot, che nella sua vita lo ha citato più volte appunto come santuario dedicato a questo tipo di possibilità per dare pace, non tanto per le credenze e le cose, ma per dare pace interiore agli uomini. Credo che questo sia un ambiente dove la pace si possa trovare. In tutto questo contesto ovviamente inseriamo la grandissima festa del Perdon, laddove dalla Carinzia, dalla Slovenia, giungevano pellegrini per chiedere perdono dei propri peccati e per ottenere l'indulgenza plenaria. Ogni angolo, ogni portone, ogni traccia del passato è segnata da mani veramente incredibili, perché ricordo che noi prima della frana del 14, eravamo uno dei paesi che forniva all'impero austro-ungarico la frutta, il vino e quindi pere, mele, ma forniva soprattutto maestranze. Ci sono parecchie persone che hanno lavorato alla corte degli Asburgo, ricoprendo anche posti di notevole spessore dirigenziale, e altre persone che sono andate fino in Russia a lavorare sulla Transiberiana, portando il nostro sapere e riportando le conoscenze che ovviamente queste persone facevano nei paesi dove lavoravano e dove prestavano la loro opera. Se volete un indicatore di qualità della vita,
Potrei cominciare a citarvi tutti gli animali che qui abitano, animali anche rarissimi, dall'aquila al grifone che nidifica, caprioli, cinghiali, camosci, cervi, passa qualche sciacallo dorato, passa qualche orso a salutarci ogni tanto, passa qualche lupo sperando che prosegua velocemente. Se ci passano loro, meritano sicuramente fatte delle passeggiate o comunque un camminare lento, osservando e apprezzando, capendo che cosa la natura ci dà e che cosa può insegnarci. Noi qui usiamo un detto, vol savuta fas clicioz. Il gioco sta nel savut, perché in friulano il savut è sia una pianta, sia un concentrato di quello che è la capacità dell'uomo, dell'ingegno, di fare, di sviluppare, di rendersi a disposizione e di percepire, di trasformare quello che la natura gli dà. Abbiamo riaperto una piccola latteria. L'artigianalità sta nell'essere lontani di quello che è l'industria, che dà sempre lo stesso sapore, giustamente, ma dà sapori diversi a seconda del periodo in cui e dei foraggi che le bovine o altre latterie qui piccole fanno con il latte di pecora. Passate dalla cava, laddove c'è ancora la testimonianza di un passato in cui il mare ci copriva. Ci sono fossili incredibili che riportano la bellezza di quegli anni, di quei periodi, ma che hanno dato anche ispirazione ai vecchi bestiari degli anni passati in cui venivano disegnati tutte queste forme, questi animali strani, ma che in realtà gli artisti avevano come ispirazione cose ben reali e ben precise. Io mi auguro che dopo una bella camminata o dopo aver visto tutti gli itinerari religiosi e non, dopo esservi lasciati andare e aver riconquistato il contatto con la natura, possiate trovare poi anche quel momento di svago e di giusto riposo che qualsiasi turista, qualsiasi viandante, qualsiasi forse anche eremita, perché qui qualcuno di noi vive anche così, per vivere con se stesso e con le sue meditazioni, con i suoi pensieri. Io mi auguro che quando venite direte mi ha raccontato poco e non tutto, quindi un benvenuti, una buona permanenza e un ripartire con Clausetto nel cuore. Vos dicen che Furlan, perché con la melengue, la mia madrelingua, è lì. Un mandi per Furlan, io speri così saristi a ben, e soredut che canco vignis si può dare in chiatà e salutare tutti insieme. Mandi e ben vignozzo.